17 sì e 2 no. Le associazioni dei risparmiatori vittime del crack delle popolari ieri a Roma nel vertice a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte scelgono la soluzione tecnica del ministro dell'economia Giovanni Tria che soddisfa le richieste dell'Unione Europea e, stando ai numeri, anche le stesse associazioni. Stabilite le modalità di indennizzo degli investitori che non saranno tutti rimborsati automaticamente, il meccanismo procederà su due binari: risarcimenti diretti solo per coloro che hanno un reddito imponibile inferiore ai 35.000 euro o coloro che dispongono di un patrimonio immobiliare non superiore ai 100.000 euro. Per gli altri è stata disposta una verifica arbitrale davanti alla commissione dei 9 esperti indipendenti, con regole semplificate per accelerare l'iter burocratico. L'indennizzo sarà pari al 30% delle somme perdute per gli azionisti, mentre gli obbligazionisti subordinati riavranno il 95% del capitale andato in fumo. Ha vinto la linea dei truffati, non c'è una linea Tria, Conte o Bruxelles, abbiamo fatto passi avanti, è una soluzione innovativa mai applicata, ha detto ieri pomeriggio il Presidente del Consiglio Conte, secondo il quale la soluzione andrebbe a soddisfare quasi il 90% di coloro che hanno chiesto il ristoro, percentuale che si abbassa decisamente per le associazioni raggiungendo il 40%. Ora ci sarà una modifica alla legge di bilancio con il doppio binario flessibile che consentirà comunque per tutti un rimborso massivo e forfettario, ha affermato il sottosegretario all'economia Massimo Bitonci presente a Palazzo Chigi. Si tratta di una grande apertura da parte della Commissione europea, è forse la prima volta che l'Unione Europea dà la possibilità di un rimborso massivo, ha sottolineato ancora Bitonci, che poi ha spiegato che ci sarà subito il decreto attuativo nel fine settimana o per la prossima settimana, tempi che il Partito Democratico auspica vengano davvero rispettati. Mi aspetto davvero che arrivi questo decreto attuativo affinché ci sia un ristoro effettivo, concreto, per chi ha tanto sofferto e per chi è stato tradito da qualcuno che evidentemente malagestiva il denaro pubblico.